soldi volendo forse si riescono a trovare, ma bisogna saper tagliare nei posti giusti, dove ovviamente poi prendendo questi denari si può veramente modificare in taluni casi le condizioni dei cittadini. Lei come la vede? Ma non c'è dubbio, ci sono tante fonti di denaro, tanti luoghi di spreco sui quali intervenire, però bisogna intervenire seriamente, non con degli spot. E proprio di questi giorni noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto una manifestazione in Sicilia. Il governo nazionale dice: tagliamo le auto blu. In Italia le auto blu costano 6 miliardi di euro l'anno, sia le macchine che chi deve gestirle. Bene, non risolvi il problema con uno spot, lo dico a Renzi nella speranza che agisca di conseguenza, perché sennò diventa solo uno spot, che vendi 150 macchine da rottamare su auto blu. Ieri in Sicilia abbiamo dimostrato come Italia dei Valori contro il Presidente della Regione. Cosa ha fatto il Presidente della Regione? Nel momento di spending review, di taglio dei costi, ha fatto un appalto per noleggiare 5 auto blindate al modico prezzo di 1,5 milioni di euro. Altro che taglio di auto blu. Ieri lui ne vuol tenere 3 in Sicilia, una a Roma e una a Bruxelles, dicendo di essere l'uomo più a rischio del pianeta. Ecco, noi ieri abbiamo regalato, o meglio abbiamo noleggiato la 6ª auto blu al Presidente della Regione, dicendogli: utilizza la 6ª per tornartene a casa. Allora non si possono far chiacchiere sulla pelle dei cittadini e poi, quando amministri, non essere conseguenti. La sanità, ci sono sprechi enormi, ma se non la tagliamo, è inutile penalizzare tutta la sanità, tagliamo ciò che non serve. Se un costo a Palermo è di un certo tipo e a Milano è di un altro, ci vogliamo chiedere perché, e a quel punto cercare di trovare un modo per poter ottimizzare le spese. La sanità costituisce l'80% della spesa pubblica nel nostro Paese. Sono tutti temi sui quali tutti parlano ma nessuno interviene. Ecco, noi abbiamo bisogno di meno chiacchiere e di più interventi concreti.